Ok ragazzi, in Italia è il giorno della resistenza, è il giorno nazionale. Comunque Ali già mi seguiva, già mi seguiva da tanto tempo. Ad ogni modo io mi trucco in 10 minuti, però oggi voglio fare un qualcosa di diverso. Allora, a parte che stamattina mi sono svegliata prestissimo, gli occhi luminosissimi. eh, Niente, sto piena di problemi, devo risolvere 30.000 problemi, lui lo sa, però nonostante io debba risolvere tutti questi problemi, voglio fare questa cosa perché facendo il rosario eh, ho avvertito dentro di me, no, ho avvertito, ho percepito che è il momento di fare questo video più che altro per farlo contento e che poi passerò anche su YouTube, quindi sarà proprio una dimostrazione non di affetto, ma piuttosto anche di giustizia, di affetto, visto che dal momento che lui vuole dimostrare di volermi bene, perché no? Devo fare un video chiamato Make Up Viso di Ali. Make Up Viso di Ali. Adesso non riesco a mettervi una foto qui, prenderò una foto da Google sua. Ok, questo è il viso di Ali, questa è una biografia che non so da dove ho preso, mannaggia perché si fa all'ombra, non lo so se potete vedere. Questo è il suo viso, chiaramente le persone hanno dei visi diversi, nessuno si sognerebbe di fare insieme alle agenti e tutto, di montare tutta una carriera sul viso di una persona o comunque sulla vita di una persona. Sarebbe una cosa da denunciare subito. Ad ogni modo, Ali ha il viso lungo, triangolare, su questo ci siamo, c'è una familiarità col mio viso. Lui ha le labbra sottili, io ce l'ho più doppie. Poi lui ha il naso all'insù, io ho il naso più orientale, più arabo. Lui ha leggermente l'occhio miope, però la cosa particolare è che lui è come Eren, ha le ciglia molto lunghe. Ora io, nonostante abbia la lunga ciglia, non va assolutamente, le ciglia mie sono corte, non si allungano. Poi ha queste sopracciglia molto folte qua. Io ce l'avrei ad ala di gabbiano, però con l'età le sopracciglia si sono ammortite, quindi poi non uso il gel per le sopracciglia, no, però ho degli occhi luminosissimi stamattina che fanno impressione, come sempre. Ad ogni modo, questo è il viso di Ali. Questo è il viso di Ali. Le sue espressioni, sì, adesso cercherò però di fare il make-up dei colori che lui ha il viso. Ali fondamentalmente ha, dipende dalle mattine, qua scavato, lui è molto magro, quindi ha qua scavato, poi ha o viola, o si sveglia col viola qua o un po' col marroncino tipo Eren, hanno quei tratti, insomma, non turchi però per l'occasione mi sono messa anche la collana, tanto so e ho visto in giro che col nome Ali, con tutto, ormai lo usano da anni, quindi non è una novità, non sarebbe una novità. Lo usano come se nulla fosse, si mettono le maglie con Ali, lo usano come se nulla fosse, è chiaro. Allora, lui ha quindi o viola o marrone. Io adesso tenterò a riprendere il colore quando ce l'ha marroncino qua perché mi è più semplice, semplicemente con il rimmel, l'allungaciglia, però le mie ciglia non si allungano più di tanto. Oddio, se una si volesse montare, se una di queste sue putelle si volesse montarsi pubblicamente, cioè questa va dal chirurgo estetico, si rifà il viso d'accordo col manager, lui dice io voglio puntare su questa persona e pubblicamente su Instagram voglio montarmi tutta una carriera su Ali. Nonostante io faccia sesso con un altro uomo, è una cosa che può fare, certo, perché lei non dice io sto manipolando la vita di questo creator. No, chi è, chiunque tra quelle là che lui segue o non segue, non lo dirà mai. Quindi se non c'è una persona che lo denuncia, nessuno se ne renderà conto, oppure se se ne renderanno conto, al difesa del suo potere, nessuno dirà nulla. Allora, secondo me è una cosa che viene fatta adesso ed è vera, però seppure non venisse fatta, anticipiamo questa cosa. Quindi io metterò questo video su YouTube, Make Up Viso di Ali. Ok, è semplice emulare il viso di Ali. Io non ho la foto, non so come metterla, però se voi andate a vedere insomma, i make-up che lui si fa, le maschere che lui si fa, lui ha questo viso molto ammortito e questi occhi grandi, quindi lui non ha gli occhi come i miei, in questo senso, vedete, io ho gli occhi che naturalmente le ciglia mi vanno a fare come un triangolino, sono i miei occhi, no? Le ciglia mi vanno a fare un triangolino. Invece lui ha gli occhi cadenti. Avendo gli occhi cadenti,
Lui ha poi le ciglia, come dire, rivolte verso l'alto, o rivolte verso l'alto o molto allungate verso il basso, a dipesa di come ha dormito, perché molto spesso il make-up se lo fa dormendo, cioè dopo che si è svegliato. Quindi, azione. Make-up viso di Ali, però vado sul semplice semplicemente perché non devo uscire, è festa nazionale oggi in Italia, voglio fare solo un video bella ciao, quindi Ali ha le labbra marroni, senza matita, un profumo bellissimo, L'Oreal hai fatto una matita che mi fa male ma questo ti amo. Poi io non ho il gel per le ciglia, ma posso semplicemente curarle con questa matita nera. Ho annerito le ciglia, anche se a me le ciglia annerite non tanto mi piacciono, però le ho annerite per l'occasione, mi piacciono più le ciglia come le ho io. Per chi fosse interessato, prima ho messo questo solo stamattina, ho messo questo acido ialuronico con aloe vera. Ora, semplice semplice, BB cream. Mi sto trovando benissimo con questa BB cream, ragazzi, mamma mia. E anche crema solare, ma Garnier hai fatto veramente una cosa ottima. Ok, come vi dicevo, comunque Ali mi segue da tanti mesi, penso che mi segue da più di un anno. L'ho detto ieri perché ci ho tenuto a divertirmi un po'. Eh, io sono molto più simile, mi voglia perdonare la fidanzata, a Eren come volto, molto molto più simile ad Eren. Da lontano io ho un volto molto molto più simile ad Eren, pure di profilo. Sono molto molto più simile ad Eren, ma che cosa posso farci? Mica mi posso tagliare la faccia. Ok, per quanto riguarda il viso di Ali, vi ripeto, Ali ha il viso scavato, quindi non metto assolutamente il blush, niente blush. L'unica cosa che va messa questa BB cream è qualcosa di meraviglioso, mamma mia, veramente. Adesso che vado alla Coop, avevo un solo scatolo, ne compro altri due o tre. Ali ha gli occhi marroni, no, gli occhi verdi all'interno, ma fuori ha questo colorito marroncino, perché è il colorito che prende la sua pelle, e tenderò a farlo con una semplice matita del genere e poi metto il rimmel. Ok, ho visto, mi devo muovere se no non ce la faccio nei 10 minuti e ce la devo fare. Ho visto che la matita va troppo nel rosa, quindi utilizzerò proprio il rossetto. Il rossetto è ancora troppo chiaro, quindi vado anche di questa matita che mi brucia. Ok, in linea generale ci siamo un po' con questo colorito che lui ha, abbiamo emulato un po' il colorito. Poi, come vedete, io ho una forma dell'occhio naturale che tende, le ciglia naturalmente tendono a fare questo triangolino molto esotico, molto orientale. Lui non ha questo triangolino, lui ha gli occhi cadenti, tipo, perdonami, è tipo pesce lesso. Gli occhi che mi vengono quando io ho sonno, quando io per esempio vado a lavorare, infatti in questi giorni dovrò prendere il treno alle 5, quindi svegliarmi alle 3, mo ci vuole, ai 6 sarò a Los Angeles quando vado al lavoro. Quindi faremo stretching. Tu fai l'amore con qualcuno là a Los Angeles e io forse, non lo so, Ali si fa i sogni erotici su di me la mattina. Sì, perché lui essendo turco, Saba significa mattina in turco. Quindi tu farai l'amore con qualche donna e Ali farà l'amore con me nei suoi sogni erotici. Perché la notte coincide col giorno. Benissimo, facciamo un po' di stretching. Ok, metto il rimmel. Rimmel Make Up di Ali. Non c'è cosa più azzeccata, non c'è veramente cosa più azzeccata di utilizzare questo pennellino di Vivienne Sabot. Lo devo ricomprare perché è un rimmel che io adoro, non lo so perché il pennellino che è magico. Ok Ali, come ti avevo avvisato, questo è il make up faccia di Ali. Fissante. Ora lo so, sia celebriamo il lutto del Papa che la resistenza italiana. Giorni memorabili, però la vita va anche avanti. Ora faccio il video bella ciao, porto a bici laggiù e vado avanti. Spero ti piaccia. Make up faccia di Ali, make up viso di Ali. Guarda gli occhi, fanno paura. Paura degli occhi.